Perché ha deciso di fare il giornalista, Giorgio Lago? Ma non lo so, è molto, molto per caso. Potrei usare una battuta solo perché mi sono ritrovato in un certo momento a conoscere dei giornalisti, dei bravi giornalisti sportivi nazionali, e ho cominciato un'avventura partendo nel giorno del mio compleanno, un 1° settembre di tanti anni fa, e partendo per Milano così all'avventura. Ecco, non c'è stato un inseguimento, non c'è stata una ricerca, forse era dentro di me, vedendo in retrospettiva, sento che avevo molta curiosità, sento che avevo molta voglia di raccontare, assieme agli amici avevo molta voglia di dire la mia. Ecco, forse la spinta, la molla che mi ha buttato verso il giornalismo era la voglia di partecipare e di dire la mia. Personalmente amo spiegarmi, tentare di spiegarmi. Quando non riesco a spiegarmi, quello che ho scritto è un fallimento. Non mi interessa la bella cosa, la cosa scritta bene, mi interessa essere capito dal più largo numero di lettori. Dico sempre che ho bisogno che mi capisca il contadino, che mi capisca il barbiere. Non scrivo mai pensando, non penso mai a un avvocato, non penso mai a un professore universitario, anzi me ne frego assolutamente di quella che è non so, il mio plafond, piccolo plafond culturale, ma tendo sempre di renderlo popolare. 30 anni di giornalismo al Gazzettino, 12 da direttore. Giorgio Lago, 58 anni, lascia da domani la testata pluricentenaria veneta. Giorgio Lago, è arrivato il momento dell'ultimo editoriale con una romantica Olivetti Studio 46. Molto romantica, sì. Beh, è una sensazione stranissima perché finisce non una direzione, ma per me è un pezzo di storia. Ecco, cosa dirai ai suoi lettori domani? Direi che in questi 12 anni ho cercato di fare il facchino del nord-est, cioè di tirar fuori, trasportare materiali, l'autonomia, il federalismo, le cose buone, l'identità, la cultura, i sindaci, eccetera. Ecco, proprio in maniera molto un operaio quasi. L'ho fatto con passione e ho sempre pensato ai lettori, questo sì, la mia bussola sono stati proprio i lettori, stop e basta. Ho lavorato con indipendenza e con libertà anche grazie a questa proprietà e abbiamo fatto un grande gioco di squadra. Io sono il primo e l'ultimo dei miei 120 cronisti. È un giornalista, un opinionista di Repubblica, è la persona che mi ha maggiormente insegnato a capire il Veneto, Giorgio Lago. Grazie. Siamo come pazzi perché abbiamo l'Europa che ci chiede e ci obbliga a sacrifici, dobbiamo farli, dobbiamo diventare europei, è giusto farli, stringiamo i denti. Poi abbiamo la globalizzazione e l'economia che chiede efficienza, di essere bravissimi, di studiare, di aprirci la testa, di imparare 4 lingue, di diventare con 7 computer, eccetera. E anche questo dobbiamo farlo, soprattutto tra i giovani. Detto questo, però, dove attacchiamo questa spinta enorme a far tutte queste cose insieme, se non abbiamo un senso dello Stato, un luogo al quale crediamo, se non capiamo che sacrifici, cambiamenti culturali, rivoluzione del modo di pensare, eccetera, se questo non c'è un patto tra di noi, se i vecchi valori, diceva il ragazzo, se i vecchi valori sono scomparsi e noi non riusciamo a ritrovarci in un luogo dove ci sia un valore, in cui quando diciamo Stato sappiamo che c'è servizio, sappiamo che c'è dignità, decenza, onestà, che c'è un pelo di valore da ritrovare insieme. Questo è un punto, perché se no diventiamo tutta una serie di macchinette impazzite, non solo a nord-est, ma ovunque, dove non riusciamo a trovare dentro quella radice. Il nostro amico contadino prima aveva una radice, noi la dobbiamo reinventare, non possiamo ritrovare quella, dobbiamo ritrovare radici forti, nuove motivazioni, ma non possiamo continuare a restare neutri, non avere senso del paese, non avere senso di vincere insieme una sfida. Cioè tutto questo lo vogliamo ricostruire o siamo convinti di essere una somma di piccoli computer
che debbono riuscire a fare assolutamente soltanto il fatturato. Se il Nord-Est crede a questo e se l'Italia e l'Europa crede a questo, io sono convinto che non andremo da nessuna parte. Senza motivazione, senza identità, senza senso di appartenenza, senza un minimo di valore, non si va da nessuna parte. La dimostrazione della cattiva coscienza del riformismo italiano è data dalla bicamerale. Cioè, tu dimmi, noi stiamo parlando di federalismo. Chiunque abbia un po' la testa sul collo sa che una riforma federalista di uno Stato come questo è una cosa rivoluzionaria da un punto di vista culturale, da un punto di vista strutturale, è un processo lungo. Bene, la bicamerale che deve porre mano alla Costituzione per dare risposta a tutta una serie di disagi, di voglia di autogoverno, di responsabilità, sembra che parli del federalismo in coda. Sono 2 mesi che parlano della giustizia e il federalismo ancora non si sa niente. C'è stata una trasmissione con Donofrio che ha detto adesso vi dico io cos'è il federalismo. Ma se è la struttura portante dello Stato, se c'è addirittura da cambiare, l'Italia è una repubblica federale, vuol dire scombinare tutta la burocrazia, vuol dire trasferire poteri sul territorio ma in massa, vuol dire rifare dal 1861 lo Stato centrale, renderlo leggero, veloce, vuol dire portare tutto il sistema in Europa e noi l'abbiamo lì alla fine ed è barattata con il presidenzialismo. Cioè non è che si dice allora questa è la struttura dello Stato che noi vorremmo fare per dare il massimo delle potenzialità ai siciliani, ai veneti, ai bergamaschi, alle regioni, ai comuni, ai sindaci eccetera. All'interno di questo disegno coerente poi vediamo il potere. E allora, siccome hanno funzionato bene i sindaci eletti direttamente, eleggiamo direttamente anche i presidenti delle regioni, eleggiamo direttamente anche il presidente della Repubblica semifrancese o il premierato, quello che volete, ma la struttura forte, il malessere, il male del Nord, come lo chiama il professor Diamanti, il male del Nord viene da questo, quando si dice Roma, non si intende o no la città di Roma. Dobbiamo sapere che si intende quella cultura ministeriale, centrale, burocratica, i direttori dei ministeri che contano 100 volte più dei ministri, il senso di inutilità che hanno i parlamentari quando arrivano a Roma. Lui mi ha detto non vado neanche più a Roma, ma non perché è leghista, perché la stessa cosa me la dicono quelli del Polo e quelli dell'Ulivo, che non serve. Perché il teatrino sono 10 persone che appaiono costantemente sui telegiornali. Allora questa è la cattiva coscienza delle riforme. Come fa la gente a credere se il federalismo che è questa enorme riforma, ha ragione Feltri, quando all'inizio degli anni 90 forse eravamo tra i pochissimi in Italia che parlavano di federalismo, era già una parola che rompeva, che incuteva timore, che si tentava di spiegare. L'hanno messa in coda alla bicamerale, manca un mesetto, la riforma delle riforme. Ma come si fa a essere credibili? Questa era un'area che esportava ancora uomini, non merci, uomini. Li faceva emigrare in Europa, in America. Questa era la zona che aveva il problema ancora di mangiare, del pane. Adesso basti pensare che Vicenza, in proporzione agli abitanti, è la provincia più industrializzata d'Italia. È il luogo degli skei, per dirla la Stella, è il luogo, la Basilica del Nord-Est, è il cuore di questo capitalismo che io chiamo il capitalismo dell'uomo qualunque. Adesso il problema è che noi veneti, tutti noi veneti, rischiamo di diventare pazzi, ma pazzi sul serio, rotti dentro, spaccati, in preda a un grande smarrimento, perché la trasformazione è stata troppo veloce e non abbiamo potuto accompagnarla coi pensieri. Prima ci siamo trasformati e poi abbiamo cominciato a pensare alle trasformazioni che abbiamo subito, che abbiamo provocato. E oggi da un lato ci chiedono di essere globali, da un lato abbiamo una fame di autonomia
incredibile. Da un lato dobbiamo viaggiare il mondo, ci dicono tutti quanto bravi siete perché esportiamo il 44% del nostro prodotto interno lordo, dall'altro abbiamo voglia di parlare dialetto, abbiamo voglia di tradizione popolare, di paesaggio, abbiamo voglia di polenta e di soppressa, abbiamo voglia di capire le voci alte, ma di capire anche le voci che vengono da questo sottofondo veneto. In questo senso, se non riusciamo a ritrovare una cultura che saldi il grande, il globale e il nostro piccolissimo villaggio, beh, rischiamo di impazzire. Noi saremo il primo popolo d'Italia che andando in Europa impazzisce. È meglio essere o meglio apparire? Meglio essere. Apparire è una forma indecente che sta sublimandosi oggi oltre ogni pudore. Anzi, il dramma di oggi è che esiste l'apparire, non l'essere.